riprovaci. Sai che è una donna impegnata, chiamila allora. Sei occupata al primo coppo, aspetta il secondo. Sei occupata al secondo, aspetta il terzo. Sei occupata al terzo, vai con quarto, prima quando ne rispondi. La devo invitare a cena. Lori! Buonasera! Quando mi a mi si ingono l'occhio, i tempi sono cambiati. Gli uomini di una volta non esistono più. Ma ora che sono vaccinata, sento aria di libertà. Si è fatto il vaccino? Sì, mi hanno fatto il Pfizer. Vabbè, conoscete sta macca, voi maschietti. Solo che non lo so che se mi sta facendo effetto, perché il braccio me lo sento mollo. Ma forse è un altro principio rispetto alla pillulicchia. Sì, sai che è un'altra cosa. Comunque non mi interessa, presto, più ci vacciniamo e torneremo tutti quanti nella zona bianca. Io appena sento la parola bianca mi piace, perché, che ne so, mi sa di candore, di illuminazione. Di pulito. Io l'unico bianco che conosco sono le nottate che ho passato. Ma com'è possibile? Mi sono separata da mio marito febbraio 2020, pare che lo sapevano, perché scoppia un lockdown. Potete stare solo con i congiunti, io non piglio congiunto, con i tai fuori da casa, niente, chiusi a casa. Finalmente, meno male, d'estate, qualche sabato da stanzelletto mi potete fare. E poi di nuovo chiusi. Comunque non mi interessa, perché ora apriranno tutte cose, diventeremo tutti bianchi. Io ho 4-5 situazioni in sospeso che devo recuperare con gli interessi. Ma per caso una no, vero? No, poi te ti invito, non ti preoccupare. Ho intenzione di cominciare proprio con il dottore che mi ha fatto il vaccino, la prima dose. Com'era? Un 35enne, brizzolato, con un sorriso meraviglioso. Io lo preparava da siringa, io lo guardavo, già mi facevo film. Il dottore e la paziente. Utagliai, ci disse, dottore... Ma questa puntura dove me la fa? Dice nel braccio, signore, ma se vuole me la può fare anche in qualche altra parte del corpo, va? No, dice questa va nel braccio. Ci dissi, allora mi deve fare una cortesia. Ma dare un schiaffettino quando mi fa la puntura. Dice no, ma che c'è? Ti prego, tu mi dare un schiaffettino che poi la fantasia fa uso travaglio. Giusto. Anzi, se mi puoi dire magari bau bau nel frattempo. Comunque, mi fece sta puntura a una piuma. Dice, signora, ha sentito qualcosa? Ci sta niente. Dice, ha visto, meno male. Ci sta quello meno male. Io sono abituata a sentire, gioia mia. Comunque ci vuoi il mio numero di telefono? Dice, no, ma veramente, piglio tu il numero di telefono. Ce l'ha per dare per forza. Sì. E ora c'ho la seconda dose. Sto aspettando in qualche giorno prima. Io lo chiamo e ci dico, mi raccomando, che ci vediamo. E speriamo che stavolta mi runa un schiaffettino. Ma soprattutto speriamo che mi fa bau bau. Perché parlando onestamente, hai avuto tanti mascoli, che hanno stato tanti cani. Ma bau bau non me l'ha fatto mai nessuno. Mi raccomando, vaccinatevi tutti. Arrivederci. Arrivederci. Capite? Procurammi una laurea in medicina. Io posso fare un corso accelerato di infermiere. A così un richiamo ce lo faccio io. Casimo, qua. Vieni qua su Casimo, vieni qua, scendi, perché c'è? Non capisco perché c'è. Ma chi c'hai il mobbo di pacchio, insomma, come a Tananno? Allora, senti, vedi che questo è una cosa, è un video sexy. Del papà fa parte la musica, basta. Dai, leva la musica. Fai questo, amore, questo video ti vuole dire che prendi di me tutto quello che vuoi, prendi di me, che cosa ti piace di me, prendi quello che vuoi. Che ci trasica di pigliaga gazzosa, Mi vuoi rendere una donna felice stasera? Mi vuoi rendere una donna soddisfatta? Peppino, sai cosa devi fare per soddisfare il mio piacere? Stasera manca a ronfare. C'è a finire a ronfare perché ti faccio la faccia così a voglia che c'è. Se tu... Benvenuti a Cudis, il piacere della scoperta. Oggi parliamo della lingua siciliana, ovvero la lingua che non è un dialetto. Cudis per la prima volta la parola tascio. Non lo sappiamo, ma di certo sappiamo che chi lo ha detto per la prima volta sarà stato sicuramente un gran tascio. La parola tascio è molto utilizzata nella Sicilia occidentale, ma non in quella orientale, dove viene usato il termine zauddo. Ma questa differenza fonetica non cambia il senso del termine, infatti sia il tascio che sia lo zauddo è comunque un personaggio molto eccentrico e quindi un gargio.
Che vuol dire tascio? Con questo termine si definisce un soggetto libero da schemi che cammina, parla e si veste con una certa volgarità, esprimendo concetti fondamentalmente tasci. Spesso il tascio è individuato nei contesti della musica neomelodica, dimenticando però che il tascio è scatta via. E come si direbbe in inglese la parola tascio? Forse trash? Forse garbage? Non lo sappiamo. Ciò che conta però è che sia in Italia che in Inghilterra il tascio ha la stessa funzione perché distrae le masse ed è accattivante come una bella donna. Infatti tira più un videotascio che un carro di buoi. Il tascio è molto diffuso e non sai mai quando te ne capita uno davanti. Per questo anche Tom Hanks nel film Forrest Gump, se ascoltato in lingua originale, pronuncia la frase "La vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai il tascio che trovi". Quindi, come disse per la prima volta la parola tascio, non lo sappiamo, ma sappiamo che con un tascio comunque ci si diverte e si sta un po' meglio. E se un giorno dovessero sparire, sarà facile sentire la frase "si stava meglio" quando c'erano i tasci. Buonanotte e alla prossima puntata di Who Disse, il piacere della scoperta. Allora, ora mi fa rispondere. Lo sponsor, ma capisci, si chiama lo sponsor. E io quando si mette? Quando dici tu? Do slogan. Dici Il slogan, vai. Va bene? Vai, pronto. Tu moglie. Moglie? No, tu moglie è romano, Ah. romanesco, un barai, perché no? Vai. Tu moglie o tu marito non vuoi fare sapere a tua moglie o tuo marito che hai l'amante? Tu marito, non vuoi sapere a tuo marito che fa l'amante? Non vuoi Non vuoi... fare sapere. Ah, non non sapere. vuoi sapere. Allora, tu marito, Tu marito, non vuoi fare sapere che cui? tua moglie fa l'amante? No, fa Non ho l'amante. sapito. Ma tu non vuoi fare sapere. Ma tu moglie. Tu moglie, Non vuoi fare sapere non vuoi fare sapere... a tua moglie. Non vedi che sbagliaste magari tu? Beh, ma perché può essere, no? Tua moglie, non puoi fare. Tu che fai l'amante non ci vuoi fare sapere a tua moglie? Facciamola così, va bene. E allora ci inventi la scusa che sei a giocare a padel oppure a calcetto? Quando esci di casa? Gli dici che già vai a giocare... Mare, mi confondi. Allora, tu che gli inventi che sei a giocare a padel o a calcetto e invece no? Gli dici a tua moglie che sei a giocare a calcetto o a padel, ma invece no? Oh, e ti ritiri a casa con i vestiti che ti profumano di ammorbidente? Cazzo, magari io. E ti ritiri... e ti ritiri... Arrivi, bare, che ti sta tagliando tua moglie, vai! E fai come me che ti ritiri con i vestiti belli puliti che sanno di ammorbidente? Perfetto, perché non li hai usati? Perché non l'hai usato? Perché non sei stato a giocare a padel. Non sei stato birichino a giocare a padel. E i vestiti non ti sono serviti, quindi. Non l'hai toccati da bossone. E allora Spruzzo presenta acqua sudata. Acqua salata. No, sudata, non salata. No, mare, salata perché poi faccio di sale. Certo, salata. la surura e ci fa anche un po' salato, ma che c'è? È acqua, a dire, Spruzzo presenta Spruzzo presenta acqua sudata. acqua sudata. L'unica acqua che ne basta una goccia per farti federe tutto l'abbigliamento sportivo di sudore tipo dopo una partita di Champions League. Ma tu in realtà non hai giocato. Ma tu, i robbi, non l'ha nisciuto manco un bossone. Provalo. Provalo. No, tu la provare. Aiuto. Provalo. Ma no, cavolate su a scindi magari. Dai. 2. Pare, senti? Respira. Mare, stai fidendo. Non sta finendo. Senza giocare. Non stai vedendo che funziona? Mi stai a fare la doccia. Spruzzo presenta acqua sudata e la tua bugia diventa realtà. Alazio, amore, stavo pensando, ma se facessi una bella vincita al Superenalotto, tu cosa faresti? E me lo chiedi? Mi prenderei la metà dei soldi e ti lascerei. Benissimo, Orazio, ho fatto 3 al Superenalotto, ho vinto 6 euro, 1, 2, 3, qua ci sono 3 euro, te ne devi andare, spalumma. Sparisci! No, non è cosa, dici che cosa? Questo secolo XXI, guagliò. Mo,
Non è cosa, dici che cosa? Questo secolo XXI voglio a chi piace. Vuoi mettere gli anni 70, voglio io, Tony Fasano, nella mia boutique 70 mi da tanda, colleziono tutto rigorosamente anni 70, voglio non è cosa, che cosa? La mucchina, voglio la mucchina, ma chi l'ha inventata sta mucchina? Ogni negozio che entri, la devi mettere. Entri dal fruttivendolo a mucchina perché con le mani tocca la frutta. Entri in libreria a mucchina perché con le mani tocchi i libri. E se entri in un negozio di intimo, negli anni 70 mia mamma per disinfettare qualcosa usava la candeggina. La usava pure a colazione. Gli dicevo, mamma, no, ti prego, non mi mettere la candeggina nel cappuccino. E lei, sì, così fa la cacchina bianca, più bianca che non si può. La mucchina è mamma, non è cosa, che cosa? Il vino, il vino. Ma come te lo fanno oggi il vino? Biologico, senza solfiti, additivi, pesticidi. Poi si avvicina uno vestito come un pinguino con una conchiglia appesa al collo che ti fa essenza di fragola, essenza di zenzero, essenza uva, e te lo stai a bere tutto tu, sto tremone. Negli anni 70, signori, il vino era rosso per i maschi e bianco per le femmine. Il rosé l'hanno inventato per te. Il rosso era talmente forte che ti macchiava anche la fedina penale. Dopo il secondo bicchiere ti appariva Sangiovese che ballava la taranta. Non è cosa. Che cosa? Sanremo, Sanremo. Ma che cantanti c'erano quest'anno a Sanremo? Fedez, Coez, Achille Lauro, Bugo, Ermalmeta. Ma sono cantanti o medicinali? Oh, c'è un cantante che si chiama Ernia. Non sto scherzando, Ernia. Ha fatto pure un disco. L'ernia del disco. Tu ridi, ma che musica fanno? Rap, trap, hip hop? Dici, guarda che è tutta musica di tendenza. Sì, perché tende a rompere le coglione. Cioè, adesso, avete fatto caso che i cantanti sono il nome? Oggi i cantanti, Elisa, Annalisa, Emma, Giorgia. Negli anni 70 il cantante nel nome aveva anche l'indirizzo. Peppino De Capri, Nicola Di Bari, in modo che se cantava male l'aspettavi sotto casa, capito? Comunque dici, quest'anno hanno fatto Sanremo senza pubblico dal vivo, ma perché gli altri anni che erano vivi? Comunque secondo me il Sanremo più bello sarebbe con il pubblico in teatro e i cantanti a casa. Viva gli anni 70, perché 70 mi dà tanta, il secolo XXI non piace a nessuno, guagliò, Tony Fasano. Ci hai detto 1000 volte di fare dilla chioccotta, così si porta in giacca, così quando alzi, no? Si vede il bracciale, ma tu non ce l'hai. Chino, te le devi insegnare io queste cose, Chino, tu te lo spiegare. Oh? Vuoi fare un programma alla cucina? Magari tu. Ah, Chino. Ah, poi che chiamiamo la cucina di Chino? Ah, per favore. Ma tu ce la fai a cucinare? E qual è il piatto che il tuo cavallo di battaglia? Il piatto che ti riesce meglio? Come te Chino? Ah, poi per fantasia vieni a dire comandi tu.